Il sindaco potrà espellere da Padova per 48 ore le persone moleste segnalandole al questore. Il decreto è del governo del 2017, il comune non può opporsi. La cosa ha creato qualche attrito tra Giordani e Coalizione Civica, che è riuscita a ottenere un DASPO, così si chiama il provvedimento, più sociale. Siamo già d'accordo con il questore, verrà fatto il DASPO e contemporaneamente i servizi sociali interverranno per cercare di aiutare. Chiaro che uno deve voler essere aiutato, se no poi il DASPO realmente sarà fatto dal questore. Parcheggiatori ambulanti abusivi, mendicanti, ubriachi, tossicodipendenti, persone moleste che lo vorranno, saranno accompagnate dagli assistenti sociali. Nessun buonismo, precisa il sindaco. È un DASPO con umanità, non accettando chi delinque, non voglio fare il buonista, sono le cose molto diverse. Chi ha bisogno lo aiutiamo, chi delinque qui spaccia non c'è posto in città. Lavoro aggiuntivo quindi per i servizi sociali del Comune di Padova e per le unità di strada che interverranno sui destinatari del foglio di via. Soldi in più che per Giordani sono ben spesi per la città. Se noi aiutiamo queste persone, diamo un'immagine di più sicurezza per la città. Padova è una città sicura, cerchiamo di migliorarlo ulteriormente.